Mi pare di vedere un PD Veneto che non si sta preparando a un confronto, a un dibattito vero e aperto sui temi che interessano i veneti, ma c'è semplicemente un percorso di selezione di nomi anziché di dibattito di contenuti veri. Non fa sconti al suo partito l'onorevole Rubinato, non fa sconti come deve essere l'anima critica di un movimento che da dopo le regionali non ha ancora stabilito chi deve governare i democratici nel Veneto. Una situazione di limbo politico che secondo la parlamentare rischia di allontanare ulteriormente il partito dai suoi elettori perché non affronta i temi veri di questo territorio, ad iniziare dall'autonomia, dove in regione si è visto un radicale cambio di rotta da parte del gruppo, con Alessandra Moretti prima contraria alla scelta di Zaia ed ora pronta ad appoggiare il referendum sull'autonomia. Nebbia fitta quindi per i democratici, al punto, secondo l'onorevole, che il PD Veneto deve essere guidato direttamente da Roma. Sembra che dal nazionale si stia ragionando sull'idea di rinviarlo a dopo il referendum costituzionale di ottobre insieme con gli altri congressi regionali. Io che sono tra coloro, forse la prima che ha chiesto il congresso subito dopo la sconfitta delle elezioni regionali, l'ha invocato per mesi, devo dire che in questo momento, nelle condizioni in cui siamo, il rinvio da parte del nazionale del congresso Veneto è il male minore.